Luigi Capuana di Campofranco presenta Upuparu, commedia brillante in 3 atti di Pino Giambrone. Signore e signori, in scena. Mamma, ascolta mia, hanno la testa spulatata che sono. Chi c'è? Che è successo? Nisciro, lui sta legato. Oh! Che E perché? Che fecero? Mamma, non sono sicura, ma mi pare che da tutta... Ma si scandala come del cielo, mamma, che erano due mascoli che pescavano piccina e si era... Vero! Figlie svergognate! E questo è il rispetto che portate alla vostra casa? Ah? Casa dimorata da Dio! Abbiamo cresciuto a musichetta e musichetta. Casa e chiesa. Santa Messa, comunione, orazione tutte le sere, Santo Rosario ed elemosine. Ed ora, tutto ad un tratto, vivendo questi pesimi. Ma io mi sto culirando! Mamma, mi sto culirando, mamma! Non sei tu! Culirando, a tutti, sì! E poi è finito! Mamma! Perché ce n'è anche per voi! Oh! Signore Meco! Ci puzza la bocca ancora di latte! E mi pensate al frutto proibito! Non ne mangiate di questo frutto, se non voglio io! Giusto proprio quello, mamma, ho tutto noto, guarda, Oh! E cosa arriva a vedere a chi si tocca su, eh? Vi dite che ci faccio fare una fede che ne parleranno tutti i giornali. Oh! Pronto? Non metto. Eppure le ho fatte io. Ma a me non mi assomigliate niente, non ci piace niente di mia, niente. Assomigliate al più grandissimo annullato di vostro padre. Ecco che assomigliate, io. E ora livatevi tutti quanti prima che la ammazza tutti qua. Per favore, disgraziati, mi facete avvegliare tutti i santi giorni, mi facete morire. Chi c'è? Che c'è? Che fanno a cosa campestre fanno? C'è che mi fate avvegliare tutti gli giorni.
Da lì che cosa hanno da dirsi queste due scellerate? Queste svergognate. Ho capito. E vabbè, accomodatevi nelle vostre stanze che ora ci penso io per queste. Sì, Avanti. ci pensa ieri. Vedi che a chi si do, a tia ti imbapocciano. A mia di sapello non vi impapoccia nessuno. Sì. Caro mio pubblico magisterio, passiamo da panna, che oggi penso io. Avanti. Va bene, noi passiamo da bagno. Ah, Quando tu vai a liscio un pelo dopo, non finisce qua. va bene. Cacciamo da bagno. Avanti. Avanti, sentiamo. Ma lì come è possibile che mi fate fare sempre rimproverare vostra madre? Che ideale, la fissazione che siete le mie predilette. Che mi ha lavato 100 per farmi parlare. Avanti, sentiamo che può. Ma Randy, papà, io sono stata vicino alla finestra e Serafina mi disse, leggici, c'è la luna. E mi disse, che nella luna ci sono due che si vasano, papà, che c'è di male, papà? E Marietta e Antonietta cominciarono a buttare di male parole, papà. E che fecero di male, papà? Che figlio di male che queste cose non si fanno. Siete troppo picciolare per fare queste cose. Siete stati un poco preibitine e facchinelle. Bisogna dire la verità, giusto? E per cui meritereste una bella lezione! Ora vi levo un cinto e vi faccio appelleria! No, papà, non sia tanto buono, papà, mi perdonassi, papà è dietro, lo papà è dietro, lo papà è dietro, lo papà è dietro, lo papà. Io lo sapevo che finiva a tarandella. Uno che imbapoccia papà che non c'è, ecco. A me non mi baboccia nessuno! Oh, caro il mio pubblico magisterio, tu ho esaminato il pro e il contro e quindi pronuncio la sentenza. Senti. Oh, sia fatta pace generale questa volta. Avanti, abbraczatevi e basatevi. Avanti, voi già davanti che siete picciolari che avete tutto spacciato. Avanti, e vi faccio vedere io come che si fa, eh? Vieni qua, la moglie, vieni qua. Perché ci casiamo un angolo. Dobbiamo dare l'esempio. Avanti, più calore. Avanti, più calore ci mettere. Io me la lavavo la faccio stamattina. E ora, dopo la pace fatta, andiamo da banna che ho fame. Perché più tardi di accompagnare a Don Caloero oggi mi ero buon'arma e ci farò un discorso e me la ripassare. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare, carozze, forza, niente fu, avanti, andiamo a mangiare. Oh, prego, signor avvocato. Buongiorno, Si accomodi. signorina Serafina. Signorina Cicina. Ma dov'è vostro padre che dovrei parlargli? Ma padre è da banna. Aspettasse che ce lo chiamo. Come lo chiami? Come lo chiami? No, che premura. Aspetterò. E allora, tanto, dimmi, che vi sta a fare? E come che viene a fare? Come cosa sono venuto a fare? Sono venuto per vedere te. Non ne posso più di vederti sempre sotto la finestra. Così non si può continuare. Io ora lo voglio dire a tuo padre. No, papà, no, per ora è meglio di no. Come no? No, papà, no. Come no? Come no? Forse è meglio.
specialmente dopo le notizie che porto di Vincenzino da Roma. E che è successo con Somma Frati? No, non è successo nulla, non è successo. Ah, meno male. E dimmi una cosa, Santo. Tu che sei stata a Roma? Come sono stato a Roma? Come sono stato a Roma? Sì, sono stato a Roma e mi sono visto con tuo fratello Vincenzino. Come mi piace essere a Roma con la persona che amo. Visitare il Colosseo, Piazza San Pietro, Piazza Zappagna. Piazza Zappagna. No, Piazza Zappagna. Si chiama Spagna, si chiama. No, chi c'entra la Spagna? A Roma, in Italia. Ma no, dico la piazza, si chiama di Spagna, si chiama. Insomma, Zappagna, o non Zappagna, sembra a Roma, Cicci, sta arrivando il papà. Si Zappagna dentro, ne fa vedere. Sì. Papà, c'è Santo, è l'avvocato Sciortino che viene di Roma. Oh, carissimo, no, avvocato Sciortino, signora? A chi veni di Roma, Sì, signora, vengo da Roma e le porto notizie di Vincenzino. Sì, vedi allora, ma tu Vincenzino, lo vedi. Certo che l'ho visto, signora. E mi dicessi com'è, più lungo, più corto, più grasso, buono ciò, amici, e tu non c'ho di amore fuori pure. Più lungo, più grasso, più secco, più magro e più caccio da. Facciamo assettare invece l'avvocato, dico ma non è che l'abbiamo votato. Facciamo assettare, avanti. Che quando piace che ti sei già malavato, sei già mia. Sempre piace porto volete fare, avanti. Facciamo assettare l'avvocato. Oh, Grazie, prego, don Cocò. avvocato, sta comodo. Grazie. No, don Cocò, preferisco stare in piedi. Ah, guarda, è così, come dice lei. Dovervi disturbare, ma don Cocò, dovrei parlarle a quattro occhi. A mia? Sì. Pribile, Ranne e Nick, accomodate il trapanno nei vostri appartamenti, che l'avvocato deve interloquire di persona personalmente con mia. Avanti, trapanno. Ecco parla Pepe. Avanti, trapanno. Ma non c'è bisogno che andiamo, avvocato. Perché? E perché dopo che lei se ne va, il mio marito ne punta tutte cose. Io non so perché. Come mi fai da farsi? Ma vedi che truzzo di malafure che mi sta facendo fare? Ma te ne trapanno, forza prepite tutti. Avanti. Io me ne vai da banda. Ho un fatto però. Come se ne vai io, tu mi fondi tutte cose. Per fine e per sempre. Non cammino, senza vergogna, ci ha fatto tutte cose. Vieni qui finale. Prendi. Ah, Avvocato. Signora, avvocato, questo fatto che va a parlare personalmente con me mi sta facendo preoccupare. scusi, e perché? È considerato capo lei, vieni di Roma, quasi io sono tutto scambiato. Non è il caso. Non volesse che mi porta tutte notizie, avvocato. No, non Mi dici, avvocato, mi dici. non Cocò. Fesserie, cose di poco conto, qui. Fesserie, don Cocò, fesserie. Ma avvocato, questa figlia che è successo cosa a mio figlio? A mio figlio Vincenzino. Non è successo nulla, don Cocò. Ah no, è lui perché mi sta facendo scandare, avvocato. Lei deve stare tranquillo. Se ci pare facile, a lei sta tranquillo. Cosa vuole? Sua figlia è giovane. Gli piacciono le donne. Gli piace il divertimento, gli piacciono i night. Ma, caro don Cocò, questi divertimenti costano. Ah sì? Certo che costano. Cosa? Ha ragione, ma io, avvocato, ci credi.
Io dico così, No, mi dice guardi. cose, può mi dire le cose giuste. Tranquillo. Io mi scaldo bene. Non ti Un preoccupare. grido c'è qualcuno che lo minaccia, Stia no? tranquillo, Don Cocò. Le dico di stare tranquillo. E ci pare facile a lei. Figlio aveva bisogno di soldi e io glieli ho prestati. Ah sì? Ecco, tenete. 2 cambiali a firma del vostro figlio. Andare a fare le cose, avvocato. E perché? Ci sta per scandare lei. Perché si E spaventa? perché io penso che sono finito che c'è sotto, caro avvocato. Non c'è nulla. Stia tranquillo. Ah, vuole tranquilla, avvocato. Che io sono convinto che c'è qualcuno con le carte, che lo minaccia. Oppure così, che sa le cose, me ne dice a piccamo Don nere, Cocò, me ne dice a piccamo le nere, dico di figlio stare mio. tranquillo. Figlio mio, figlio mio. Fesserie, Don Cocò, fesserie. Adesso io però devo andare, la saluto, Don Cocò. Così. Ho purtroppo un impegno prorogabile e devo andare via. La saluto, Don Cocò. Al saluto, avvocato. Ma figlio mio. Avvocato. Avvocato. E siccome io sono uno qua, devi seccare. Siccome sono uno io che non hai nasciuto mai, ascoltate sempre. Sì. Non hai nasciuto mai. Sì. Perché se dice la porta mi perdo, e ci voleva dire, pensavo che mia figlia lo faccio venire educato, lo sape come? Come? Ci faccio un bello telegramma Sì? e ogni ci dico arrecambate subito tutto ma ci piglia un colpo in testa. Ma lo sa che è una buona idea? Così faccio venire educato e io dico, ma è l'unico di mettere uguali. Fa benissimo! Ehi, lo faccia subito però, mi raccomando, eh! È un'ottima idea, veramente, mi congratulo con lei. La saluto adesso, eh! Grazie. Posso chiamo? Grazie sempre, avvocato. Avvocato, e i soldi per il cambiale ce li voglio dopo. No, sì, io non c'è problema. Uomo? Non c'è problema. Ne vuole? No, quelle le voglio. Ne vuole? Già. Sì, un tipo di la posta la fai. D'accordo, la saluto, Don Cocò. La sono figlia che come la mia figlia. Marianna, Marianne, dove sei? Parabeto, Serafè. Muka ci vai, mi dà, che ci vai via. Oh, si accomodi, signor direttore, quale onore a casa nostra, prego. Buongiorno signorina Ciccina, buongiorno signorina Serafina. Mi dispiace contraddirla, ma visto che io non sogno un direttore, io sogno un semplice fattorino che porta lettere, telegrammi, espressi. Figuraci, siediti, non ti preoccupare, tu parla. Signore direttore, signor fattorino, signor barista. Signorina, mi scusi, ma perché barista? Ma non dissi che porta l'espressi e quindi troia di montaggio. No, signorina, no. Le espressi sono le lettere che ti veloci. E ora le leggi che fa corrono, anche hanno le rotte. No, signore, no. Sono veloci perché subito appena arrivano io le piglio e le porto alla gente. Non capisci, sì, perché sono veloci. Signor fattorino, ma che fa? La posso chiamare il fattorino Melo e dargli del tu? Sì, però no fattorino melo, ma solo melo. Non capisci, sono Melo. E va bene, allora ti chiamo solo Melo. E io che fa? Ti posso chiamare Serafina?
Sì, solo Melo. Chiamami Serafina. Sì, però non mi chiamare solo Melo, ma chiamare Melo solo. Melo solo. Va bene, allora ti chiamo Melo solo. Allora Melo solo. No, Serafina, no, non mi chiamare Melo solo, ma mi chiamare solo Melo. Ma insomma, decidi se si deve chiamare Melo solo o solo Melo. Melo, Melo mi chiamare, senza solo, né in avanti, manco in arrivo. Ho capito, Melo solo. Davanti ma come lo sa Andura, quando eravamo sotto la finestra c'erano rimasti più ranni e capiro tutte cose e gli raccontare tutte cose a mia madre e a mia padre, ma io e Cicina ci dissimo che c'era la luna e c'erano noi che si vasavano. Ma dimmi una cosa, che veniste a fare? E niente, vieni a portare un telegramma di Roma a tuo padre. Di Macate? No, veramente è dinamico di tuo frate. Chiamiamo papà, chiamiamo papà. Sì. Papà, c'è un telegramma di Roma, lo porta Melo solo o solo Melo? Oh, ancora non hai capito come si chiama? Oh, Melozzo! Ti saluto! Qui c'è il telegramma! Ah, un telegramma di Roma! È di una mezza! No, non lo no. Come no? Prima per me la ricevuta. E ti sei precisino! Rimasta cassuta, nome e cognome. Nome e cognome? Sì, nome e cognome. Per esteso va a fermare, mi raccomando, per esteso. Per... Ma mi sta facendo, non lo so. Allora, ti sta scrivendo per esteso. Ma no, non dice no per esteso! Ma quale? Devo ammettere nome e cognome. Ma ti spieghi come un lebrucioso! Per esteso! Nomi! Come per favore, non devo ammettere il nome e cognome. Devo scrivere Cocò la Bella. E l'avessi tutto detto prima, l'avessimo fatto con lei! Cocò! Con la pancia in capo la bella! Oh! Ora me lo telegramma, no? Se cavolo, Ma no, chi stiamo in terra. mi piace! Don Cocò, io me ne vado, Sì, momento! Non mi ha capito! Come hanno questo telegramma? C'è scritto, attento, aspettate. Vacca Antonino. Chi mi manda il telegramma? Sì. Ma... Dai, me ne vai, Don Cocò. Aspetta! E se ci sono le cose con capisci? Vicinzino, ma figlio, diventato paladino, urge sua presenza a Roma stop. Parta subito, c'è di mezzo una donna, vacca amico di Vicenzino, stop. Una donna vacca, che significa? No, qual è la donna vacca? Vacca? Come è scritto qua. È lo mettente che tu come hanno il telegramma, l'amico di sapere. Ma no, come ne vai? Ma e che significa Vicenzino Paladino? Come che significa Vicenzino Paladino? Don Cocò, Così c'è messo. Don Cocò, voglio dire una cosa. Quando avevi che fossi all'opera delle pupe? All'opera, ieri un po', mi ci portavo un anno, non scortavo. Quando era caroso mi portava sempre da all'opera dei poveri, mi piaceva, via sa. Che venessi stasera, Don Cocò? Ah sì? Che venessi?
Sapete come Rinaldo uccide Cantonio? Rinaldo, entrando in campo con una tigre furente, impugnata la sua spada fu sperta, ne va salsiccia dei suoi nemici. Che ti dicevo sempre? Rinaldo, sono io, Rinaldo il paladino. Ma questo è un po' buono, a Cambruglio c'è Marianna, Marietta, Durietta, Serafina, Ciccina, Marianna, Marietta, Durietta, Serafina, Ciccina. Di chi sta? Ma che vuole? Paladino, 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 Paladino. Paladino, sì, Paladino, impugnata fu sperta. Impugnata fu sperta, signore. Ma può? Impugnata fu... Ma come? Lo senti, ti dici che No, può? dico, impugnata disse che come minchio io esse. Ma ti dici lo senti? Che può? Insomma, impugnata fu sperta, grida. Ma può? Rinaldo, Paladino, chi tu vedessi, Paladino, vedessi impugnato fu sperta, grida, impastando purpetta, sì, impastando purpetta, Rinaldo, Paladino! Chi è? Qui è! Ma come? Qui è il suo paladino! Qui è il suo paladino! Vincenzino, figlio nuestro! Paladino! Vincenzino, caccia il telegramma, Vincenzino, caccia il telegramma! Ora come lo leggi un telegramma? Come lo leggi? Finale che non siete altro! C'è la corrente qua, non l'ho capito! Tu mi pistassi le fica, ti mi pistassi disanorate! Arpeglie! Vincenzino Paladino! Che t'hai detto quando? Che t'hai detto? Urge sua presenza a Roma. Stop. Parta subito. C'è di mezzo una donna, amico. Cacai la vacca, cacai. Caccia la vacca. C'è di mezzo una donna vacca, amico di Vicenzino. Sì, ho Stop. capito. E chi è la donna vacca, papà? Non cominciamo a bambiare, non è il momento di scherzare. Ma figlio è in pericolo e io parto subito. Padre! Sì, Non vieni da ieri. non me ne vai a Roma, ne vicino Chi è? Ma che è passato? E se è in pericolo, vuol dire che può morire. Muori! E allora che figlio che muore ma figlio, avanti, e muore ciò che c'è gente guarda, che c'è gente guarda, che si dà gente di malaorio, veniamola già, Oh Gesù, Madre Maria, che fu curata la badia! Oh Gesù, Madre Maria, che fu curata la badia! Non pigliare che giro fuorale, non
Compa, qual funerale, compa? Quando fate stai che c'è caligite qua, compa. Caligite mia, caligite. Guardate che c'è, legge. Vicentino diventato paladino. Urge sua presenza a Roma. Stop! Mischino. Parta subito. C'è di mezzo. Chi c'è di mezzo? Io arrivia la devo accamare tu. C'è di mezzo una donna vacca. Amico di Vicentino. E che facete, compadre? Che deve fare? Parto subito, Serio? Sì. Come mi fa lui? Come fa? Che ti chiede di lumare? Come fa? Ma perché che c'è di passare a vedere malumare? Sì, carose, tutta la notte. Gesù mia! E io contavi Natali! E morire papà! E se succede uno scontro ferroviario? E morire papà! E come si legge nel giornale? Vedono che forestiere quando fa rubare ci lo porta a cuoio! Se tu non hai condannata! E morire papà! Povero marito mio, solo qui là in strada a Roma, io non ho viaggiato mai. Come lo vedono forestieri, a così scimonetto, sai che fa? Sì, non è una frecciata di maesturati. E morire papà! Ah, buono, buono! Tu state facendo morire prima del tempo a compare! Ha ragione avete, compa. Da ammazzare le impiccialebre! Compare! Sapete che vedete? Che dicete, compa? Va a compagnia! Vai! Oh, compare! Grazie. Che gioia che mi date nella disgrazia, nate compare! Accompagnato! Accompagnato, compare! A così cosa succede qualche cosa? A me non si tendò! E morire compare! Però, compa, ma moglie ha ragione. Fate! No, voglio dire, va. Vuole dire, ma moglie, restando in do. La morte almeno io avevo di scegliere. Mi sono spiegato. Giusto no? E scegliendo che sceglie poi che muore. Come? Morire tutti noi! È bello che vedesse come muore. Vediamo lì. Sì, Vabbè, ad ogni modo. Resta inteso che fa voto, funerale, parreno e messa, tutte cose a carico mio. Voi dalla casa! stiamo casseando, compare! Un solo cornuto all'interno no, ascoltate Sì. Ora Nande facciamo una cosa. Andiamo a accompagnare a Don Galeno. Pigliamo l'ultimo treno e partiamo per Roma. Ma quale? Tanto perché una settimana. No, compa, bisogna partire subito, bisogna partire. Quale funerale? Come interessa mia di Don Galeno? Come dai? Come interessa? Compa, non è carità cristiana, chissà. Non potevo lasciare mezza nascata dopo un rito, va. Amore, ditemi. Compa, io hai che fare anche di mio figlio. No, ci potete ieri a Roma. Come? O vai a compagnia a Don Galeno. Non può essere, compa. Perché no, Non compa? può essere, compa. Non può essere. Giusto dici? Perché? Ma compare, c'aveva a fare lo discorso già, quando un tavolo. Compa, che c'è? Ci vuoi faccio io il discorso? Ah sì? Tu hai fatto... Perché non mi vedi? Così ti esce di mucca e so che c'è nella panza contro Don Galidro, che io ti conosco che non ha detto di ciò e di quanto e di però. E quando vieni non ti trovo ciò, perché i suoi parenti ti hanno ammazzato, ti hanno fatto lenni. Morì la mamma! Basta più, com'è? Ascoltate mia, un maggiore c'è, minore cessa. In questo caso un maggiore è figlio. E Don Galeno, grazie a Dio, è morto, pensiamo che lo vivo. Quale speriamo? Ma figlio è vivo! Speriamo, compa. Vivo! Vivo! Ma voi così siete? A Roma non mi preparate per l'estremo viaggio? Compa, ma sapete che siete petolante per deve? Giù, comunque, compa. Io
ora me ne vai. Sì, sì. Ne vai a preparare la valigia, tutto, però mi raccomando, tu va alle persone. Sì, Capo una mangiare, vabbè, mi raccomando. E guarda che facete. Va bene, dai, salutare. Mi devo preparare la valigia, camminate, mi sei orata, vai, forza, mi raccomando, io mi preparare la valigia, mutannuna, mutande, tutto cosa da me. Faccio parlare di pedura, c'è una meta, va bene, forza, spicciamo pure. La cravatta, vedete, avanti. Oh, santo Dio. Io, figlio mio, scellerato, di così, mi sembra mamma. Adesso ti scordai. Quando promessi che mi vedi, quando? Gioia mia. Mamma vedo di qua, mamma vedo di là. Mi raccomando, mamma, non fumo, non gioco, non passa l'amore con le tre severine. E ora Palatino e basta perfetta, signore. Ascolta, la moglie la testa mi pisa, poi a te tua testa che mi stanco di meno, brava moglie. Ascolta, moglie. Usa una vista a tornare, Vedi che nel cascione, tu come nell'ultimo cascione c'è il mio testamento ografo, capito? Marito mio, non ti vedrò più. Mi vedi la moglie, mi vedi un paracussi. Ma la moglie tu lo sai, quando una persona di Gesù si usa, fazzoletto, intraprende un lungo viaggio, è giusto che sistemi le proprie cose per essere a posto con la propria coscienza che la moglie di fronte alla giustizia divina. Ecco. Giusto detto, marito, giusto detto. Oh. L'anima di Dio è la roba che tocca. Giusto la moglie, quando arriva la notizia, non ha testamento. Quando arriva la notizia che tu sei morto, che dici? Per forza morire la moglie. Certo, Come certo? certo che muore. Ah sì? Per forza? Ogni bene. Sì. E tu non sai che quando uno muore di venerdì e l'altro giorno si chiama l'umilia codeggio. Non sai questo tu? Ma di quale amico parli? Don Galetti. Don Galetti che era amico mio? Ma dici che ero come le frate? Quando era vivo? E allora che c'è in capo se te? Allora, o tu o Vicenzino che dici? No, Vicenzino no. Ma figlio Vicenzino no, la moglie preferisci io, anche perché se c'è un anno ormai. Preferisci io. La moglie la scusa, la moglie. Vedi che a Fontana Fridda c'è la vigna a potare. Chiamo lo potatore e ci fa dare una putatata. Sei un maretto. Poi mi pare che nel magazzino a Marimanca ci sono lottotte alla scate. Chiamo lo potare e ce le faccio stare. Arguzza santa, tutte cose pensa prima di parte di tutte cose. Alla fine di un trimestre aumentaci l'affitto al segretario comunale perché mi dissero che ci aumentato lo stipendio e ci dice che questa fu la mia ultima volontà, va bene? Buonanima. Cioè la mia devo come fare senza di te? Ascolta moglie, appena parto piglia un girone e la doma la Madonna per me. Requiem eterna. Acá un cavallo sano ci vuole così. Un vero di cavallo una vasta no. E che modo è questo? Acá siete ancora ci passa un testamento a mia moglie, compare. La valigia! Ma figlio questa cravatta, cammina. Sì. La valigia! La valigia, non ci vai. Chi è? Ma sei stato bene a Roma, molto questa maniera. Perché che mi avesse a mettere il vestito? Perché mi tocca, un tutto padre picciotto. Dai, la canta, Sì, ma poi come io vestito non lo so. Era che quando mi maritavo. O chassè qua da lunga, ma manco sa c'è un schifio l'ario. Bella verità. Ieri è salvato
100 anni di salute, per mettere quando moriva tu. La valigia! Forza, la valigia! Serafina, la mamma me ne è cagliata. Scusa mamma, abbiamo visto tuo papà. Che lo salvato per la morte. Vieni, lo sapete vedere, ma tu? Che? Vabbè, forza morire. Avanti, la cravatta, ma piglia la cravatta. Arrivinati. Appunto non mi pare fresca. Come la vedere, compà? Come la vedere che aveva di stare vedova così giovane? Ma con te lo disse! Anche tu vai! Come si mette di coraggio? Scusate, quando era solo, pensava a vostro figlio, Roma, femmina abbondante, margio buono, un greo, ho fatto di vicende e fatto di corna. E io perché so figlio un poco di coraggio. In che senso, com'è? Perché dice che le corna sono contro l'iettatura. Capisci? Perché se sono un poco coraggioso e spero di trovarlo buono. Speriamo. Quale speriamo? Ma trovare vivo e buono, com'è? Com'è? Chi sei a speranza? Pure Pietro Arriere. Una volta, quando eravamo già, giustiamo tutte cose, la madre per tenere La valigia! La cravatta! Ma come vedete che ci vuole per preparare una valigia? Che è? la cravatta. Avanti! Forza! Avanti! Casogna, non vale la pena, Muscetto non lo vedo più, La cravatta, non è la cravatta! Mo, per favore! Buono gioco, ma e basta! Piangere molto sul lacrime piede. Com'è? È pulito! Ma tu, perché c'è? Ho già di malauria. Arrivederci! La valigia! Carose, la valigia ti stanno portando per morire, a Toccaotto Giangelo, la musica. Sì, a Toccalotto, quando siete in babbo, com'è? Come? A me Giangelo è babbo, una Toccalotto. La valigia mia, è mia Non va, oggi tutto sapete che vedete, com'è? Facete cosa, Allora, andiamo mettuto che faccio qua. E fuori a fare corna, sta diventando corno. Com'è? Casi sono i soldi. Buono. Portate questi soldi e portate per mio figlio dalle Non mi preoccupate cara comare, che con i soldi arrivano in un paradiso. Vabbè, vai compare per te. Vieni. Vieni compare. Ho tipo che salute e me ne va. Le pensate? Io vi
Compa, a meno male che mentre io a stazione incontriamo o postino nel detto telegramma che annunciava la venuta di Vicenzero. Se noi studiamo come fossimo un capo treno capace di arrivare a Roma, scusa. Comunque, Tommaso, una cosa le devi. Un telegramma c'era scritto sarò lì da voi al più presto, nel senso che vi essere voi qua o no? No, se no telegramma c'era messo che domani sarò da voi, quindi penso che un pomeriggio avesse essere arrivato un momento all'anno. Anche io sono detto, ma comunque, Tommaso, c'è un silenzio sempre, vostra moglie e vostro figlio non Non ne so, a danni mia cognata Rosa. ah certo, A sapere che mia cognata Rosa ogni volta che si sente male, ma ne chiama alla sua moglie, che è l'unica parente che ha. Certe volte che ero con parente, nella giornata la manna chiama 3 o 4 volte. Ah no? E siccome sta alla punta del paese, un parlamentare a mia moglie ci manda lo tassì. O capisci o no? E parte mia moglie con tutti e 4 le pepenare a presa. Sono sempre incucciati insieme, la compagna. Mi fa l'impressione come a chiedere che 4 portano un baldacchino e uno allo stensorio. papà, suonano, non vedo che vostro figlio. Ascoltate, Io parlavo con voi, io chiamavo, scusatemi, fai a vostro figlio. scusatemi, compa, scusatemi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Frasessi, Bonjour, monsieur. ogni è mio figlio, compa. Bonjour. Ogni è mio figlio, compa. Bonjour, monsieur. Ça, c'est la maison du Don Coco. Ah? La maison des Vincent. Chi? La maison du Don Coco. Maison des Vincent. Sì, io non lo capisco. Tu non compris, monsieur? Ho detto, questa essere casa del Vincent, Ah? la casa di Don Coco. Ah sì, avevo pensato che piccinia. Sì, casa di Don Cocò, io sogno Don Cocò, scusate, sì. Sì, ma però, ma lei qui? Moi, monsieur, lei qui? moi, monsieur, Sì, lei. je suis maître, monsieur, maître, impresario di mademoiselle, monsieur. Tu non compri pas, monsieur? Aspettate, compadre. Ora mi paga sta tesino troppo competenza. Ma che ti interessa di saccapo il pane? Ma no, non hai caputo. Non hai caputo invece lei qui. Ecco. Oh. Lei qui. Je m'appelle Gustavo. Ah? Io essere Gustavo. E che gustava? Non, monsieur, tu ne compris pas, monsieur. L'argent, c'est moi. La robe, c'est toi. Il doit payer, c'est moi. Et alors, sipi, monsieur, sipi. La dica la bene come lascia fare. Io mi chiamare Gustavo ed essere impresario di mademoiselle. Impresario di qua? Mademoiselle, monsieur. Ma questa mademoiselle, se può sapere, che mi interessa mia mademoiselle? Monsieur, mademoiselle è la grande tua della danza. La grande tua della danza. Botta di sale, non mi stai capendo come una mata. Ti sta togliendo alla panza, non mi stai capendo niente. Ma che vuoi, compadre? Io tu. Non mi stai capendo niente, ti sta togliendo alla panza. No, monsieur, no, monsieur. Mademoiselle è la grande tua della danza. La più grande danzatrice del mondo. Del mondo. Ed essere l'amante di Vincent.
Ma si può sapere come ingioio è sto Vanzà? Monsieur, Vincent è il figlio di Don Cocco. Che ti seccasse la lingua. Vincenzo! Vincent? Allungate lo mosso! Vincenzino! Vincenzino? No, Vincenzino! 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 Ma figlio! Ti parlavo che... Andiamo figlio! Vincenzino! 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 Tu! In Vincenzino! albergo ad accompagnare mademoiselle. Ah! Io venire qua a portare bagagli. Monsieur, tu non capisci pas, monsieur. Non comprends, on est so. Ma che devi la dire se non con una bella che tu fai? No, monsieur. Ho detto, io venire qua a portare bagagli. E che si dice? Questi bagagli. Dove posare questi bagagli, monsieur? Che sei? Ah! Valigie! Oui, monsieur, Che cazzo tu metti? Graziato la pressione, ma c'è la qua! Come corrivo che appariva un partito di primo uomo? Ho capito. Ho capito, sì. E ora un quadro è chiaro. Hai un quadro chiaro, limpido, preciso. E vediamo se zirto. Come date una riccia voi. Dunque, hai detto dunque, queste essere le bagaglie valigie di mio figlio Vicenzino. Oui, monsieur. Hai visto? Comprimo. Duca bagagli e una in albergo. Capito, compa? E perciò la malamosella è l'amante di mio figlio Vicenzino? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, sì? Tra poco si sposano. Oh! Mademoiselle Vicenzino. Vicenzino, vuoi imparare a parlare? No, Vicenzino. Vicenzino. Vicenzino! Tra poco si sposano. E siete sicuri? Sicurissimo. Ah, E sì? Mademoiselle è l'amante di Vicenzino. Oh, come l'amante Vicenzino? Monsieur. Goudé. Goudé, c'était le père, monsieur. Io in gadone ci interessava un po' pane. Ora per dire che ti interessa? Non, monsieur. Io non accatto piri, io vuoi ardire. Tu ne compris pas. L'argent, c'est moi. La robe, c'est toi. Qui doit payer, c'est moi. Tu non le sais plus, monsieur. Sei che te do. Ho detto, voi due siete padri? Mica fatto sogno lui e babbo. Tu babbo! No, lui babbo. Io padre, papà. Padre, voi papà, Eh. voi papà. E allora, per il bon tu, che? Per il bon tu, monsieur. Che è sto bottone? Per il bon tu, per il bene di tutti. Ho preso. Impedire questo matrimonio. Tuo figlio sposare una ballerina che tutti i genti del mondo. Parigi, Madrid, Berlino, Vienna, Milano, Torino, Genova. E che è la carta geografica? Hanno visto ballare nuda sui palcoscenici. Nuda. Nuda, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tuo figlio sposare una donna che ha avuto, come dire, Italia. Beaucoup, beaucoup, monsieur, beaucoup. Ma scusate, zio, che poi dice che io mi arrabbiare, io sono calmo, un migliore lo vedi sto poco. Non, monsieur, tu ne compris pas, monsieur. Tu ne compris pas. L'argent, c'est moi. La robe, c'est toi. Qui doit payer, c'est moi. Et allora, sì, per Prima di un monsieur. colpese, già. Beaucoup, tanti assai. Abbonnate! Oui, oui, monsieur. Arriva. Amoureux de tous les pays, monsieur. Amoureux de tous les pays. Amanti di tutti i paesi. Francesi, inglesi,
spagnoli, americani e italiani. E perfino un futuro re. Che? Un campionario, Penso, compa. Ma figlia se vuole maritare che a una di queste. Qui, monsieur, qui. Sbaglio c'è. Io combacio vai già. Con un corpo di persone che c'è tutto nella cannetta delle armi. Ci ristocco una volta. E me lo porto in da quale tica qua a Croce Rossa. Ci va a vedere io sto ragione, Hai ragione, avete, compa. Moglie e poi dei paesi tuoi. Solo le mogli, compadre. Perché? Le corna con la se le tende. E basta così. Dai che io lo tengo da per cosa, va? Compa, giochiamo sta partita. Giochiamo sta partita, sì. Sì. Poi faccio a vedere io come che so o sistema. Forza. Statale. Ma con conto di una, compa. A Bossia. Come si chiamava come? Compa. Principale. Compa, ci pensavo. Sì. Vero. Metro! Oui, monsieur. Polizia. Oui, monsieur. Metro si chiamava. Dite al figlio mio ingrato di venire a casa mia per di corsa, va. Se no ci sto con la mamma io, Benissimo, très bien. Dai una lezione a questo stupido di tuo figlio. Capisci che se si sposano io perderò il posto? Ma per carità, non dire che io avrei parlato. No. Se non sono ruiné. Ruiné, rovistato, come dite voi. Consumato, diciamo. Per carità, il fond savoir faire. Il fond savoir faire. Non capisci, zio! Bisogna saperci fare. Il fo savoir faire. Per il bon tu, monsieur, il fond savoir faire. Il buon tu? Bisogna saperci fare. Sì, Mi raccomando, monsieur, Sì. per il buon tu, per il bene di tutti, il fond savoir faire. Bisogna saperci fare. Ho capito. Monsieur, io andare in albergo. Con la bagascia, sì, ho capito. Qui, monsieur. Au revoir. Arriere. Che te sei? Alla foglia, arriere. No, compa, forse se ne volevi. Au revoir, monsieur. Io andare in albergo. Qui, monsieur. Che vuoi di me? Au revoir. Arriere. Non ne sarà arriere. Monsieur, au revoir. Mi raccomando, Mi Che è raccomando. Mi scusa, che è arrivato? Au revoir, volevo salutarla. Mica ci vuole tanto per dirlo che mi vuole salutare. Comprende? Se ho capito. Au revoir, monsieur. Goodbye. Mi raccomando, per il buon tu, per il bene di tutti, Sì. il fond savoir faire. Sì. Bisogna Saperci fare. Goodbye. Au revoir, monsieur. Sì, goodbye. Au revoir, Goodbye monsieur. alla porta. Mi Auf raccomando, Wiedersehen. il fond savoir faire. Sì. Stiamo attendendo la porta. Auf Wiedersehen. Goodbye. Goodbye. Capisco, compadre. Compa, capivo. Se la vuole maritare, lo capisco, babbo. Ma se la vuole- L'allocco, se la vuole maritare, compadre. Ma ne, compa, ascoltate me. Che sto mia figlia è come tutte le altre siciliane. Non nascono mai. Appena nascono, sparirono. Sì, ma io che lavoro, compa, ascoltate qua. Io che lavoro, lo faccio a divertere. Allora, ci faccio fare un poco di pratica là con le femmine, lo capiscono? Quando è uno di maritare, c'hanno io me lo porto qua e lo faccio maritare con quello qui. Dopo non si sbaglia. Volodese e vorrei ripetere, compa. Moglie e voi, l'antica Meglio, ma solo le mogli vedessi poco fa. Le corna, colave se le tiene. colave se le tiene. Compa, non è che diceva quello che si sono creati. Ora non stiamo a pensare, compa, a cosa era per mi chiedere Ma
Mamosella. No, compa. Ah, no. No, Ah. diceva Madamosella. Ah, sì. E poi... Ti do con un poco. Buco. Poco. Assabonnate. Ah, sì, assai. Assabonnate era un poco. Sì, sì. Poi c'era l'anda. Il boss sour. No, compa. Il bon, nel Vabbè, senso compa. che è buono. Che sono Compa, due. andiamo a barare perché se questo viene spesso e poniamo a Parigi. Andiamo a vedere che io ballo note, compa. Un credo che è capace. Capace che siete caveri per Parigi. Dai, Permettete, compa. compa, dai, mi raccomando, poeta. Stavolta se parla con cosa capiamo. Andiamo io, Papà Pietro, Guardate che aspetto questo momento, tu adesso mi fai questi giratini, mi tiri. che emozione, Mia, quando adesso capito, di razze, compa, di razze. si vede, a Seviglia Somà, Compa. Cambiamo discorso. Perché già semiglia proprio netta, insomma, lui ce l'avete nei carcagni. Di bellezze è tutto di mio. E pandizza è da abbonarmi di mia parte. Ecco, vabbè. quando contento. Io questo io posso credere che è caso. Ma che gioia, papà, che gioia veramente bene, Sì, bravo. papà. Mezzo, Coca-Cola ogni tanto, ma però... Giusto, ecco. E c'è silenzio perché la mamma non c'è, vedi? No, dico, cosa tu ti preoccupi? Ieri una zia Rosa che si sentiva poco bene. Ma capace che al momento bene, che se ne intende. Va bene, Gioia. Dunque, invece io posso credere che io posso che quando si piace. Dunque, vabbè, candellato con uno ha cominciato un discorso e intanto non mi gioio a cominciare. E dunque, Vicenze, Vicenze, la messa a parlare. Papà, parlasse, un sogno capo. Quando volevo sia... Vicenze, se sto parlando non se ne va, come faccio a parlare io? Dunque, compa, io avevo... a parlare, Vicenze. Compa, io sei in appigliato un padre di Don Carmelo. Poi tu tanto ne vedi. Ti saluto bene, ciao. Compa. E ti vai a cercare. Compa, vediamo come ci mettete. Bagaggi più, bagaggi meno, ora si levano, non stanno tanto. Allora, ti saluto. Tanto fa caselle fritte, compa. Avanti, papà. Parlasse. Gioia. No, che tal, che da dire? Ti mettere tante cose, Gioia. Ascoltami, le conosci queste cose? Ma scusate se vai subito non le conosci? È la tua firma, Si chiamano cambiate, che poi si scangiano. Ti pare giusto? Io dico, uno sa a divertere, è giusto che si diverte. Divertimento, è piaciuto, ma senza compromettere un nome della famiglia. O paese, caro figlio mio, vi che già sanno che firme cambiale, capisci? Tutto il paese ne parla, tutto paro. Quell'avvocato sciortino è un farabutto, un coscione, uno spione, un farabutto, un cretino, un coscione. Arere, che è sto coscione? Coscione, papà, coscione. Chi è? Che vuol dire coscione? Papà, ma va a scusare, è una parola francese. Ma tu? E significa porco, maiale, sì. L'avvocato sciortino è un porco. Sì? Sì. Allora perché uno mi viene a dire che tu firmi cambiali, perché mi viene a dire che sei porco? Certo, papà. E come dici tu, coscione? Coscione, papà. Sì? Perché io all'avvocato sciortino
gli avevo assicurato che le cambiali prima o poi gliele avrei pagate io. Non si capisce? Ce l'avevi tutto pagato tu? Certo, papà. E con quale soldi? Con quale soldi se la stampa sogno io? Con quale sorte se la banca sogno io? Vedete? Ongo il ba che mi stava scappando. Tu, caro mio, ti diverti. Ti fa duelli. Ti fa nemici. E tu che sto piccolo. Per la femmina qualunque ti c'è bloccare. Per la ballerina. Ecco, lo disse. Oh. Papà. E a voi che ce lo desse? Come lo disse? Anche noi mi viene a portare queste balegge qua, come si chiama? Ah, Gustavo. Che so che Gustavo. Vabbè, papà. Una ballerina, sì. Una ballerina. Ma una ballerina di sentimenti onestissimi, papà. Ma sì? Sì. Una ballerina, caro figlio mio, che ha ballato nuda. Papà. Che ha avuto avanti a bizzeffe, un campionario. Ehi! Ora basta, papà. Vi prego di rispettare una donna che voi manco conosce e che personalmente mi è tanto cara. Amico mio, vedi che quando parlo con tuo padre, anche se mi talete in capo, a scendere tu torni sotto e lui ce l'ha a calare, se no ti voglio due arricciati e tu pelate in culo bene assistati, che ti faccio sapere e ti faccio capire e ricordare quando è tuo caroso. Anni migliori se va arrivate, Che sto tempo a Roma? Papà, voi ha ragione, ma va a scusare, papà, ma va a scusare. Però sappi, papà, a mia possiamo, ma va a scundare. Ma va a scundare possiamo. E tu vedi, mamma? Sì, è una ballerina, papà. Però io da oggi in poi, papà, io la redimo. Sì, papà, scondarsi a mia. Io da oggi in poi la rifaccio nuova, papà. Io la rifaccio pura. Papà, scondarsi a mia. Io da oggi in poi la rifaccio vergine. Ah sì? Sì, papà. La rifarei? Sì. Piglia s'ancora la cosa. Ma che ti scappa della bocca? Ma che ti scappa della bocca? Loccarone! E ci pensa alle conseguenze! Ma che sei bazzolo! Ma che perdesci? Sì, si perdesci! Rivegliate! Papà. Papà, io non ci penso alle conseguenze. Ma porca miseria! Io non ci penso alle conseguenze. Perché sapete, papà, io sono innamorato pazzo di te. Pazzo, papà. È una freve, papà, una freve. È una freve che mi si tinge le vene, papà. Mi fa porgere lo sangue sta femmina, papà, me lo fa porgere. Papà, io sono innamorato perso. E non so come ne esce mene, papà. Ma che cacchio! Io ci voglio troppo bene, sta picciotto. Buono. Avanti, un para così. Avanti, Vicenzino, gioia mia, un para così, avanti. Un angelo che mi fa male il cuore a me, avanti. Non ti preoccupare che come mi fatto sempre in gioia mia, risolveremo, vedremo questo problema. Tu lo sai che tu parli, risolvo tutte le cose. Va bene, sta tranquillo, non ti preoccupare. Avanti, un angelo, risolveremo questo problema, ti disse, va bene, per favore finisce che a me mi fa male il cuore, capisci? No. E piuttosto, dimmi una cosa. Un'esta balle sta signorina, come si chiama? Papà, come si chiama? Mafalda, papà. Oh, Mafalda, papà. Mafalda. Sì, papà, Mafalda. Capivo, Mafalda, sì, Mafalda. Bello questo nome, Mafalda, sì. Però, papà, io spero che Mafalda mi possa piacere. Ma voi e alla mamma, vedete? E speriamo, insomma, che tutto possa andare per il meglio. Perché ti scaldi, perché una vez chiede per un meglio, se può sapere. Ma che saccio, papà, io mi scando, papà, soprattutto la mamma. Soprattutto per la mamma, non volesse che la mamma... Volesse che? Vincenzi, ma tu mi fa?
Se chi sta dopo signorina, come si chiama, registe? Ma falda. Ah, ecco. Se chi sta... Uomo? Ma falda. Ah, sì, sì. Ma falda. Se chi sta signorina, ma falda. Ecco. Avanzasse in casa nostra. È giusto che accettasse con tutti i sacramenti. Giusto? Ecco. Se chi sta, come dici, che si chiama? Ma falda, papà. Ah, ma falda, ma falda. E perché non è come un matriato. Stavo dicendo, se chi sta ma falda, avanzasse nella nostra famiglia. Ecco. Domani, tomate sarà anche sua madre. Mi spiego? Ecco. E quindi, come farà tomate essere madre sua e io essere figlia di tomate se manco la conosce? Mi sono spiegato? Sì, papà. Io però non avevo tanto commento di sta cosa, non avevo tanto commento. Ma perché papà lo sa, io pensavo che alla mamma, pensava che alla mamma ci dico che Mafalda è una studentessa universitaria e che suo zio invece, Gustavo, insomma è un suo zio francese. Però papà, io ci penso a sta cosa e mi viene nello cuore una fitta papà, perché io sta commenti alla mamma non ce la voglio impiattare. Io alla mamma, sti menzogne, non gliele voglio raccontare, papà. No, e allora il sogno sparfoto, una volta a carota, dai, come fare? E tu dici la verità, Tomà, babbo, dicila! Sì, papà. Sì! Vero, allora è vero. E una volta salutata, dicila! Allora lo faccio, papà. Ora che viene la mamma ci dico che la mammina, questa è Mafalda, è la mia fidanzata, fa la ballerina. A mia mi piace e mi la voglio maritare, papà, così la libertiamo subito. Bravo! E ti scordassi di vedere, cara mammina, io voglio bene a sta ballerina che ha ballato nuda davanti a tutto il mondo, che ha avuto avanti a bizzeffe, uno trasiva la porta all'antice della finestra, un campionario, uno dopo l'altro, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Parigi, e perciò, cara mamma, ti prego di darmi la tua benedizione come hai fatto sempre calorosamente. E vedrai che Tomà, tu lo sai, la conosci, non ti benedice con una mano, ma ti benedice con tutte le due. Ascolta mia, invece se ascolta mia, è meglio fingere, ecco. Ma qualsiasi consigli mi va a dare? Io per te lo faccio, perché io per mia non lo facessi. Io lo faccio per te, ecco. Oh, come te la dire, Papà, non sape che forse così aveva ragione. Lo dico io, invece Perché Mafalda è una ragazza moderna, papà, moderna. Una ragazza sì, moderna, nello stesso modo in cui si veste, nel modo in cui si presenta con le altre persone, papà. Sì, è un poco, come dire, è dégagé. E quindi... Aspetta. Chi è sta? Dégagé, papà. Che parola francese. Ma scusa, papà, ogni tanto mi scappa. Che significa? Dégagé significa spinta, audace. Insomma, papà, una femmina nelle nostre zone non è che fa una bella figura. Non capisci, vedemmo tu. Un ballare può la mamma è le misure, papà. In gioio ero. Che hanno una bella testa. Vabbè, niente, ascoltami, qui squiglia queste sono. Sciocchezzola, ascoltami. Ma piglia a chi sa come si chiama? Ma sì. No, dico a chi sa che era, come dicesti tu. Dégagé, papà. Sì, a chi sa dégagé. Ma piglia lui. Sì, ma piglia allora, me ne vai. Sì, aspetta, dico, ma piglia la porta a casa. Vedrai che Tommaso un momento sarà a casa. E ce la presentiamo. E ne levamolo pensieri. E vedrai, figlio mio, che ha passato il primo momento, passato il primo scoglio, tutte cose aggiustano solo i soli, lo capisci? Papà, ma che gioia che mi sta dando, zia, papà, quando sono con te? Corra allora, papà, ce vai? Ce va? Papà, se faccio abbracciare, papà, quando è pieno, papà, quando è pieno, papà mio, quando è pieno, papà, quando ci voglio bene, papà, quando ci voglio bene, papà, allora corro, papà, vai, che fai? Che c'è, papà? Mettiamo a piano terra. La gioia. Papà, che sogno contento, ma che gioia, papà. Allora corro. Vai, corro.
corro. Somaro, scecco di pantelleria. Somaro, asino. Se ci avesse detto di no, se avesse impuntato come le scecche, avesse detto, ma ammazzo, mi sparo. Se avesse impuntato, avesse destiato, avesse dato canje. Invece io fece fare cosa ci lasciavo lì lì, non quanto, che sogno contento papà. Corro, babbo, cammini, che cosa faceva tutta lui, tutta lo mi comanda, perché io sogno o poparo, io tiro di fila, e ora che ve ne so male. E con la senta insomma sicuramente ci sarà una bella commedia appena insomma ci inviato sta insalata. Quando dicono tu le femmine, ma veramente le femmine di qui disanurate una dopo l'altra sono capaci di far girare un mondo al contrario. Ma io per intanto ah sì, non ti sì e tutta la gente, ogni volta che ne scende si sente e quando rientrate vedete. Che sono questi cose qua? Ah, Balasci. Grandissimo macchino e maleducato! Parlare così davanti alle tue... Ma che devi sciupare? E voi altri andate là dentro che era vostro padre ci penso io. Tutto cagato sogno. Grandissimo facchino e maleducato! Parlare così davanti alle tue figlie! Di qui, che te ne scemo, Sergio te ne scemo! Finisci? Finiamo! Ah. Che se sono le bagasce. Arrivederci, ti faccio andare la lingua, ti faccio andare, facchino! Queste sono le bagasce valigie di tuo figlio Vicenzi. Tu che bagasce è una lampe. Bagasce è una parola francese che significa valigia, bagasce. Ma che vedi Vicenzino vedi? Ma che è bagna? No. Non chieda. Viene se ne arriva, se ne albergo nell'anda basso. Se ne albergo, se ne albergo non me ne capisci, succede qualcosa? No, se ne in albergo perché ho menne solo, capisci? Ecco. Ah, venne in compagnia. Che si chiamava? Ah, sì. Venne in compagnia. Ascolta me. Va, tu ne fai. Capito, figlio? Venne in compagnia di una talime. Viene in compagnia di una malamosella. E qui è. Qui è su mamosella, che me la dè, ma che ti dice? Ma parla giusto, chi è questa mamosella? Chi mi vuole dire? Scondami tu, sì, la scondano quando parli. Talime nella palla di luce, Talime. Ma la mosella... È buono, vieni innanzi mi a sta allattando tutto, mi sta allattando. Non te ne cuccio niente, va. Ma la mosella è una parola francese che significa ragazza. Quindi tuo figlio venne in compagnia di una ragazza, la sua, ecco. Vedete la sua. Vedete la sozzita, ecco. La sozzita? Ah, come no? Ma dimmi una cosa, come io Vicenzino, che ti deve essere?
alla moglie quando viene te le dicevo. Sa quando andava cose di dire, ti camanco te lo mangia la moglie, tu preparati la moglie che mi fa quella cosa. Quando cose di dire ti chiama, ora vieni, mi dice, vedi, e ti presenterà la tua futura nuora. Ecco. Quale futura? Che anche ne è futuro, che siamo presenti, quale futuro? E a me se non concesso di qui, che sa, come dice che si chiama, tu non sa. Ma la mosella. Sa, ma la mosella, tu sa ammazzare quella ieri. Venendo sulla, e che siamo quattro attesi, arretrate di mente, cannatiere la gente, venendo a presentare sulla nenata. No, ma che dici? La compagnia se la portata. In gioio, una compagnia mia, una compagnia tutta alternatore con un mosso stretto, e insomma una persona di fiducia, va. Va bene, allora ci si va bene quando... Sì, va. Allora chiama tuo figlio che ci dice che se porta una panna e baci. Ancora! Sti balecci. Serafina! Dai, come ti chiami tu? Ciccina! Marietta, Serafina, Ciccina! Si vistono sempre lo stesso, mi fanno un bollo le tappe d'aria. Serafina! Pigliate li bagagli, li valigia che vendevi in seno, Oni! Vieni, se ne! Ora vieni a dire una bella sorpresa che manco la vedi. Che bello! Tu pigliate queste mingiuio di valigie e portate da banana. Ma che sono suonate? Marietta! Antonietta, Serafina, Ciccina! L'imbalasci benzine! L'imbalasci cala! Tappinare cale l'imbalasci cale la sacca! Che mi spara! Certo che ti mettiste in impegno per farlo così. Zero verde, e le parasci stanno cane, vedi zero verde, le parasci sono cane. Non hai visto un damate, ma come le va E ci dicessi che amici zero ci porta una sorpresa, ci ha fatto una sorpresa. Ci va a portare? E chi è questa sorpresa? Ma tu lo sai babba. Perché se te lo dico che è sorpresa, c'è la gira un carosa. A proposito di sorpresa, sai che pensavo ieri? Da lì a qua. Non mi ricreare tutti, c'ho fatto. Ti piaci? Ma tu, Va. le vanno c'è lo baffo, o che pelo. E a toppare c'è qualche furretto, o tesere, ma quello. Sì, chi è? Alla città che tu vedo Vincenzo! Chi sta? Sì! Ma carreri, scecco, la figlia del notario, io vedo che è bella sistemata! Sta befando! Ma quale, tanto pulita qua! Ma che deva che ti scappa? Tuo figlio è maggiorenne, e radi si lascia a Roma, a Caruso Cucusà Marta. Ma quando si va? Ma che ne fare lì che sta baffuta nuovo? Ma chi è tanto pulita qua? Che bella! Che c'è? Chi c'è? Una buona che sta per Vincenzo, basta che vedi! Mamma, chi sto? Mamma, adesso che Ma che siamo al mercato con queste fotografie, va! Che c'è? ci piace questo, papà? Un mascolo! E questo ti piace, papà? Un altro mascolo! E perché? Papà, questi sono le nostre zette, papà! Come sono le vostre zette? I vostri ziti? Figlie preipite, avevano ragione le vostre sorelle! Oh, vergogna! Ma non si muove voglia che io non voglia! Che c'è?
Non esageriamo. A capoto! Compa, Come stanno le cose, caro compare? ora sì che capivo tutte le cose. A capoto! Ma tu io non però ci vuole una mente accesa per arrivare fino a quel punto. Compa. Ah, ma figlio un dalle... E io, compare? Io sì, lo capivo, però come la a dire a me tutte queste cose? Come me la a spiegare io tutti questi motivi, tutti questi problemi? Ora che ne parliamo, ora capivo tutte le cose. E compa, ma vostra moglie e vostri figli A dire, andate, ma ancora non è sua. a dire? No, sì. Voglio dire, vennero. Manco a tempo di dirci che venne Vicenzino. E partire a dire. So solo se ti dice che male. E arriva partire, arriva, tac, sei partenza. Sono andata a me. Chi sta solo di mia moglie, lo sapete, compare. Chi sta solo di mia moglie. Faccio un rumore con tavolino, compare. Compa, ogni tanto prima la gamba, compa. No, dico, chi sta solo Da capo, compa. chi sta solo di mia moglie, dico. Siccome è Zetella. E aveva le fisse da Zetella. Vabbè, Cioè dire, compare. ho capito. No, niente. Ho capito. Ora, se voi mi avessi ascoltato, mia compare, e me l'avessi maritato, mi avessi levato metà la grave. Certo, e poi tutte le vesi me la via pigliare. No, metà l'uno, compare. Certo, sì, allora io pensavo voi. Forza cognata, compa. Compare, la sapevo. E tutto questo. Va a dire una cosa. Vabbè. E dal momento in cui si racampa mia moglie, vuoi compare, ma ti fare una cortesia, ma ti fare le spalle. Mi spiego, a fare quello che vedi qui, va bene, a comando, come se fosse un poco. Lo capisci? Compa, ma niente. Io parlo, io vi faccio segnale e voi calate e rite la testa. E dicete quello che vedi qui, va bene? Mi sono spiegato? Va bene. Compa, stamattina che io ci conto un capo di uovo. Hai bisogno di una spada? dove date di mia, Compa, compa? se no io non posso fare. Ma dove compa. date di mia? No, dai, facciamo una prova, che io vi conosco. Perché se non state attento, faccio. Allora, se faccio così, dite la testa. Se faccio così, trovate la testa, che un buco. Se faccio così, dite le mani. Faccio così, ho passato le mani. Ho capito. Va bene? Va bene. Mi gioite. Facciamo la prova. Facciamo a voi. Compare. Questo è testa di ute. E sì, volesse, sì. lo siete scecco, ma da scusare. Allora, compare. Allora. Compare. E mani. Inchioio, le mani riote. Così, così calate. A testa così. Bravo, mi raccomando, Sì. Siamo tornate, Si sente sempre, ogni volta, si capisce. però stavolta avete messo l'extra. Sì. Falso allarme, sta con falso allarme. E ci pensiamo a comparire. Sicuramente sarà un allarme falso. Sì, i soliti fissi di Mascolo. Sì. Ma abbiamo notizie di Vincenzano, ne abbiamo... E a momenti ho notizie che sarà qua. Sì? Prendete da qua, Vincenzano. Mamma, papà, Eh, ma sta signorina non ci lavi la madre? Chi è Sula? ma una madre l'avrà avuta.
Ma che sapevo neanche che cosa ne ha fatto, giusto? Compa? Sì, che fece la perse? Ha perso che ti paga il bottone. Ha perso, via cale bottone. Però caro, ha uno zio. Sì, cara comare, ha uno zio, francese. Ah, francese. E ne capisce annanzi. Ora vediamo se ne capisce. È vero, compa? È giusto, giusto. Oh, chiudo sto carrozzo. Mi raccomando, guarda. Non ne va, o niente. Date Maurizio, venite qua. Non mi distraete. Che finisce come un bacio parecchio, che me la lasciate qua. Date Maurizio. Oh. Mi raccomando, guarda. Anche a te. Non ci facete fare mala figura vicinzino appena arriva la signorina, eh? Perché? Se non me ne vuole scappare uccello, eh? Perché? Va bene? Perché? Perché io vi conosco. Vi dovete dimostrare donne di mondo. Abituati ai grandi salotti, disinvolti, scaltre, spinte, dégagé. Che dicesti? Dégagé, audace, spinte, va, spinto, capisco? Così. E questo, cara comare, è francese che non dobbiamo fare, capito? Francese. Ah, francese. Ah no? E che dégagé, come dici tu, Dégagé. come l'ha insegnato io, come l'ha insegnato io. Sì. Ah, Che do... ma però, come va? Ah. E sì, qui è francese. Non va a capire a niente. Ora vediamo se ne capisce, giusto compa? Io veramente io sono da reprise. Saccio, tu ti fai a parlare con la lingua di fuori. Qui? Non vuoi stare parlando io non lo vedi? Ma sempre scecca, hai fatto sempre scecca. Se qui a francese ti fai a parlare tu, io sono pigliata la pagina di San mi raccomando San Giuseppe. Poi, insomma, basta, piuttosto, stiamo attenti all'etichetta. Chi è Marsala, niente. A savoir-faire. Ma chi è? Ma che sono queste parole, bastati? Quale cultura, quale caffè, ma che ti dite? Ma è francese. E un bacio, minchia di francese, l'hai fatta, ma parlare, magari, va, francese di là. Che la moglie fa la scuola c'è, vero compa? Francese. E questo francese che la moglie te ne cosa? Hai passato un momento che manco te lo mangi. Comunque, basta. Oh, siamo nel ballo e dobbiamo mollare. Cazzo di ballerini. Ma chi, non va, che sono di porcheria a casa mia. Basta. Oh, statemi ascoltando, perciò continuiamo. Dunque, andiamo a continuare il discorso della presentazione. Ecco, appena arriva la signorina, ecco, mi raccomando a voi, precipitatevi e ci ite a baciare la mano. Aida! Sì signore, a essa. Ehi! Essa la deve basare a messa. Sono o non sono la madre io? Come finetta? Oh paese, ma loro paesi di noi usano così. Mai Maria, la mano la deve basare a me. Essa a messa, altrimenti io mi offendo. Vabbè, e tu fatti la basare. E tu fatti la basare. Va bene. E poi mi raccomando, Vedete? Yeah, papà. Ciccina, vedete? Appena viene la signorina, tu ti pigli la volata dei cani, ci vado all'incontro, ci fa la riverenza e ci dici scusi la domanda importuna, cognatina cara, ha dormito bene? Sì, papà.
Levati di giù, levati di giù. E perché c'era a dormire, c'era a domandare se ha dormito bene, a così scavaggiata le cuffie. Ma cos'è tanto per attaccare il discorso, papà? Per parlare del più del meno, Ma per inconvenienza. Quale più o meno per diviso? Lo faccio io quello che ci devo calare, lo faccio io. E mi dico, ma fammi capire che ci può calare. Non dorme niente, che ne darei spannare. Mi dico. Faccio io che c'è calare, vedi. signorina. Fammi sentire. Sentire se ci piace il pomodoro e essere casati. Papà. Se ci piace con l'aglio e la cibuccia. Oh, minestra con macco. Basta con il broccoli, sparaccetto e acculazzato. Brava la moglie, brava. Ma cos'è che vuol dire brava? A domani ci brava. Brava mia moglie, degagé, bisogna essere degagé. Minestra con Marco. Minestra con macco. È un broccolo. Degagé. Più le state salate. Degagé. Bravo. Comba. La cosa è sicura. La signorina, compa. La signorata, Ci piace un teatro. Un bacino che va contrariate, mi raccomando quando, perché io vi disse che voglio che da fare una bella presentazione che va a restare a bocca aperta, va bene? E allora vediamo, tu non mi commenti, non sei cosa. Mercato. Ascoltami, che io ti conosco, tu sei capace di fare queste cose. Appena io da me, appena ti faccio segnale io, tu ci vai bene. Ma così. E ci dici, cognatina, a te piace il teatro? Io ti dice di sì. E tu ci fai, a me, oui! A piccò! Che portieri? ma a becco, a sa, abbonnato, Bravo ma compagno, bravo ma compagno, giusto. Ci dici, l'altra sera, sappi, il mio babbo papà. Qui è babbo. Io babbo. Tu sei babbo. Io babbo come attributi a babbo. Babbo papà, io babbo papà, è la stessa cosa. Ho capito? E che? C'è il mio babbo papà mi ha portato a teatro dove c'era una ballerina, sape, che ballava tutta nuda. tutta nuda così. Ma è per il pontone! Ma voglia ti sei cusciazzi, ti sarà una Potente! Spinte! Brava! Meno la parola francese! Degagé, brava! Ma la vogliamo finire queste parole? La vogliamo finire, sì o no? Ma è per il pontone, è per il savoir-faire! A quale fortuna, a quale caffè, per favore, venire, non è tanto bacio, se no vedete che ne sformo quattro a modo mia e pangaglio. Che dice che è per il pontone, per il savoir-faire, per quale misura? Cufò, Chi è Cucù? che dici? Chi Per è? quale misura? E chi vuol dire? Porca miseria in francese! E mi sta imparando giusto no? A te, vabbè, basta. Giusto, mi raccomando, senza essere altro non mi sciolto come di solito sempre. Ad essere tutti sale e pepe. Sì, Vabbè. insalata su precisi. No, c'è colie. Senti, Totò. E se per caso la signorina ci può stare, chissà, ci si mette a fare domande, chissà, quando vi alzate la mattina, e dove andate la domenica, chissà, cosa mangiate, oppure vi dici, cognatine, come passate le giornate. Quando, a secondo quando eravate, ci dicete, io, passo la giornata tutto il giorno a fare l'amore con un mascolo con le punzatate. Sì, magari papà, sì, che bello
Papà, con fatto? Come va dirsi? Che fatto? Come va dirsi? Senza il mio permesso non si fa l'amore con nessuno, Ma è per il bottone, stavo a fare, A fare cultura, E qua la misura. non vanno a vedere se sacchettini così cultura e tutto questo caffè. Diciamo che stiamo a fare. Vedi, che sa che ti dire, Marietta, e tu vedi, tutti vi dovete presentare tutti, mi raccomando. Tu quando venite, invece ci va a dare come un fare tu, un camerino con te. E ci dici, non sei? Papà, ma a caso? E ci domandi se ci piace andare al cinema. Niente. Si terrasse del canto ognuno a moccata. E se ci domandi se ci piace andare al cinema. E io ti rispondi di sì. Oh. E tu ci dici, sape, anche a me piace andare al cinema come piace a lei. Giorgio Compà. Sedermi nelle platee, nelle tribune, vedere nel voleva vedere, tu da me ti vedevi, così, vedere nel grande schermo gli attori che tu ami, che tu adori. Ah, Che è? che fanno fieto papà? E perché non fare più? E ti sei odori? Adori, no odori. Mamma, papi, adori, no, non fanno fieto. No. Caso, dopo solo fa fieto. Che tu adori. Sì. Ah, che si bacia. Sai, che si stringono, che si cingono, che si avvinghiano e restano avvinghiati. Sappi, ci di questi avvinghiamenti, io ne ho viste di queste pellicole a metraggio una presenza. Ci fa l'intero e te ne va a dire. Ma quale pellicole? Quale pellicola a metraggio e panne di Ma nero? zitto, Le papà. mie figlie, queste cose, le mie figlie! Senti, babà, ma è per il buon nome, per il savoir-faire, per quale misura? Anche non ti preoccupare che ti ce ne vedremo. A fare la signorina, anche tu che ti carogli, tu guarda. Sì. E c'è domani, cognatina, a te piace girare? Come papà, girare così? A papà Casè, girare così, a quando si va? Girare nel senso di viaggiare, di vedere luoghi ameni. Come papà? Luoghi ameni, ci devi mettere impegno per farlo. E mi va come giro sempre di ciò. Luoghi ameni, luoghi belli, luoghi di mondi diversi. Salire e scendere, scendere e salire. A destra, a manga. Che manca papà? Un manga rende. A manga per vedere la papà Casè, a mano manca. A destra e a manga salire, scendere, salire, prendere aerei, navi, autobus, piroscafi e treni. Sape, a me piace girare tanto e te ne va. Va bene, va bene. La vogliamo finire queste cose che non sono vere, eh? La vogliamo finire insieme? Per il buon tono. Basta con le botture e basta con il caffè. Ascoltami. Se Sì. sta signorina ne vuole, a Nanti, la va a pigliare così. Per come siamo? Con tutte le troppe. Oh, se ci com'è, ne. Che saluto e tanto. Tuo figlio non è un trovatello qualsiasi. Se a me la zita non mi piace, c'ha scigliuia. E sono d'accordo. C'ha scigliuia. E sono d'accordo. Non è un trovatello qualsiasi. Però il fatto è che tuo figlio, le pensate paesani, non ci piace. Fino a che lo sanno, adesso ci piacciono fuori sera. Ma se c'è la figlia di un notario che ti diceva bene che veramente è una bella picciotto, che veramente ha le sangue blu, li vede. Compà,
calo sanguccevi. Ecco. E ora ti ragione. È vero, compà? Ah, che stai? Cattivo finalmente. Mi raccomando. Ma scusasse mamma, fuori c'è la mia ragazza che aspetta con lo zio. Un momento che la vai a peggio, mi raccomando, si chiama Mafalda. O capì mamma? Un momento vieni, la vai a peggio. Un momento vieni. Mafalda, Che è un pane, che? Che è? Ha fame, che dici? Si chiama? Ha solo a mangiare. Mafalda, si chiama Mafalda! Ambiziosa, compà! Chi pensava che aveva fatto? Compagni, le nostre parti, la Mafalda era qua! Devi che se mi pareva che aveva fame, che se tu ma fa. Cangiamoci! Bene. Sì, la vai a stare a casa mia, se va a cangiare su! Candiamoci. Come d'accordo siete? Io d'accordo, candiamoci. Leonora, bene, Amore. Ne deca tutti ripetto ma. No. Ne Tomà e manco con di qui, candiamoci no. Com'era che non nome, compà? Ah, che te l'hanno arrivato, compà? Ah sì, crocifissa. Carucci, che sta sistemando come si può, ma riesca a pulire, sistemate le cattive un labbra, Carucci, le cattive labbra, Ai posti di combattimento. Pronti. Ti presento mio padre, mia madre, le mie sorelle e Don Calò. Mia moglie, le mie figlie e ma compare Calò. Calatevi. Monsieur, e moi, monsieur? No, un volo di corpo, di calzaballa. Bene, madame. No, comare. Cara comare, questo è lo zio Francesco. Ho capito? Hai capito? Non sei francese, Ma perché tranduria tutto? mica tranduria. Ecco, da in Francia, quando parla, quando cammina su tutte cose fanno, tutto cose fanno. Coraggio, petit pipì. Abbraccia i tuoi parenti. La terre, la mer, le serre. Vieni fra le mie braccia, figlia mia acquisita, vieni. La me! Chi è? Pourquoi mi sois? Hai battuto la tête! Prima viene la per! Vieni fra le mie braccia, figlia mia acquisita, vieni.
Che malaccio però, Sì, sì. Veramente, veramente degagé. Coscione! Madame, vous ne savez pas ce que vous dites, madame? No, calma caro compare, calma. Voi dovete scusare la compare, non sa parlare lo francese e non sa fare il savoir-faire. J'ai compris, monsieur, Bravo. ho capito. Che ti sparo, mamma, dico io, quando parlo sai che tu che dici? Non parlare. Ma mi ci desse il coscione, che ha le belle cosci! No, ci dici che è porca, perché coscione in francese significa porca. E mademoiselle, permettez-vous di presentare le mie figlie. La grande Marietta. La grande Antonietta. Un delle picciole, Serafina. L'altro picciole, Cercina. L'arco, facciamoci l'arco. Unito, adesso che ha. Papà, che sciauro di compaita, papà! Cammina, bu. Vatti non posso, basta, vatti non posso. Bravo. Preparami dell'acqua di Bologna, per favore. Ma che hai? Ma non lo so, mi sembri turbata, ma fatta. No, caro, sto bene, sto... Cognatina cara? Me? Cognatina cara? L'acqua. Ma chi ce l'ha? Cognatina cara? Scusi, la domanda è opportuna. Ha dormito bene? Quindi fate rispondere a parlare. Passare Parlo tu, io, giusto. parlo io. Cicina. Ma la figurisce. Cicina, giusto, fa parlare lei, giusto, parla lei. Parla lei che sistema tutto sistema. Papà, parla lei. La partenza, buone. Suggeriscimi qualcosa che hanno scudato che c'è. Ma dici che avete parlare lei? No, le parole, mi cuculia non dicono da che. Ah, sì. Sì, tu sono quelle che io Vabbè. Cara figlia acquisita. Ma che stai facendo? Stai soffiando? Ma suggerire, non mi Ma manca a te, parla, tu, manca a te fa friogni. Cara figlia acquisita. Ce l'ho con la figlia Ti così. sanno non suggerisce, non soffia. Ma insomma, sogno veramente contenta e felice e onoratissima di questa bella occasione che si è presentata. Bravo. E sogno veramente contenta, onoratissima e felicissima della scelta che ha fatto il mio figlio Vicentino. E sogno contenta, onoratissima e felicissima Si vedo gli altri. che una bella signorina così arciolocata come a lei ha scelto di finire i suoi giorni a casa mia. E compa, si la io fa, precisa. Fulminante compa, 1-0. Anche noi sogniamo molto contente. Ci siamo. Ehi, che dovrà fare? Sogno sempre. Sogno con... Procedo tra le tempeste della vita che ogni tanto hanno improvvise e luminose schiarite. E poi
E poi precipito di abisso in agonia. Oh, mistina, non si fa male. La luna! Ehi! Vedete che chissà luna mi feci partire un giardino, già? Stiamo attenti. Sì, e te, caspita? Cognatina cara! Sì? Cognatina cara! Cognatina cara! A lei piace il teatro? Domanda se mi piace il teatro. Lo conosce poco, non è entrata mai in un teatro. A me invece piace! Ah oui! A beccu! Assai! Abbonnato! L'altra sera il mio babbo papà mi ha trascinato per forza al teatro. Ah, come mi sono sciarata! E poi ho visto ballare una ballerina tutta nuda che faceva... Ah sì? Questi spettacoli io non li vedrò mai, perché lo zio non lo permetterebbe. Spettacoli indecenti? Mai! Jamais! Papà, papà, ma che è sta commedia? Ma no, che ne sai, ignoro, che saggio che ci peggiare tu su. Che sta succedendo? Non è stato mai a così, ma vedi tu che cose, va. E tu, Mafalda, queste tue bugie a ripetizione e questo tuo falso contegno cominciano a stancarmi. Ignoro. Ed io invece mi diverto moltissimo. Sì, no. E voi, cognatine care? Sì. Come passate? Facevamo, e facevo. Cognatina cara, io passo le mie giornate con un bel giovanotto, mascolo, scaltro, ma con due punzananti. Vai. Cognatina cara, a lei piace il cinema? Come no? Anziché vedere serie. Fa finta che te ne stesse tu, babbo, non ti preoccupare. Tu fa finta che te ne stesse. A me piace pure come non piace a lei. Il mio babbo papà e ci porta sempre. Ciù Pepe. Chi è Ciù Pepe, ci mette più calore quando parli. Più calore ci devo mettere, sì. E mio papà mi ci porta sempre a Cimena, mi fa sedere nelle platee, nelle tribune e mi fa vedere nel grande schermo gli attori che si amano, che si adorano, ma no che fanno film, no. Che si adorano e che si stringono e che si vogliono bene, che si amano e che si amminchiano, sì, si amminchiano sempre e questi attori rimangono sempre amminchiati e io di questi amminchiamenti e di queste pellicole ne ho viste a bizzeffe. Perché? Brava. Forse tu niente, avanti, andati a vedere. Cognatina cara, a lei piace girare, ma non girare così, ma girare nel senso di viaggiare, visitare luoghi ameni. Luoghi di mondi diversi. Luoghi di mondi diversi, darsi alla lavorazione, salire e scendere e salire, a destra, a manca, ma non che manca la mano mangia. A me sì, puoi prendere treni, aerei, autobusi, automobili, a lei piace, a me sì. Bravo. Non ci creda, Sape, non ci creda, Sape, sono tutte cose che si insegnano graziato del mio marito. E le cose non sono così. Ignoro.
Signore, senti male pure. Ma quale male? Io ne dicevo, signore. Spinda, audace, disoneste e pattinare. Ignori. Spinda è un angelo, di purezza, di virtù, ancora. Disanorato. Quale teatro, quale cinema, quale varietà pattinare. Ignoro, ti disse ignori. Morto figlio, come chi siamo, non manco si parliamo, tutto un mondo, la pure trovare il disoneste, che non sei altro, vergogni. Vieni fra le mie braccia, figlia mia acquisita, vieni. Cavafiglio veramente non la poteva trovare manco si perriava tutta l'Italia, una ragazza bella, onesta e seria come te, vieni fra le mie braccia, figlia mia acquisita. No, mamma. Non è vero niente di tutto ciò che dicevo sì. Non è vero niente. Così mi ami? Mafalda, io ti amo alla follia. Ma queste menzogne, Mafalda, io non posso continuare ad andare avanti così. Io sono una persona onesta e sincera. E allora preferisco dire tutta la verità. Mamma, sape, Mafalda non è esa brava picciotta che dicevo sì. Mafalda è una ballerina, mamma. Un lielo, un babbo! E tu vuoi portare nella casa mia, in mezzo alle tue sorelle, timorate da Dio, una ballerina? No, signora, sono io che non ci vengo. Ma io ci sto con le spalle, prima tu il disonesto di sopaga che finisceva era un babbo e poi il suo calupegno. Non si avvilisca. Io volevo essere solo amata così come sono, ma è una visione di noi povere derelitte che navighiamo tra le tempeste, con questa tormentosa ansia di infinito, con questa ardente sete di novità che è nel cuore di ogni donna perduta. Sogni, ma la realtà è ben triste e diversa. Mafalda, ma io... Ma tu non puoi capire. Sei solo un piccolo provinciale illuso di compiere gesta da grande cittadino. Non puoi farlo. Voi siciliani siete segretamente legati alle catene dei vostri sentimenti. Sono io che non voglio. Ho ceduto per un attimo alla lusinga di una voce melodiosa. Ma ormai basta. Ritornerò nella mia vita di sempre. Luci, follie, carezze di violini, sorrisi, estasi, felicità, delirio di applausi, riverenze, champagne, gioia, frenetica gioia. E ancora. Mafalda, ma che fai? Nulla. Vivo solo la mia vita. Sei stato soltanto una pausa del mio destino. Ma ora basta. Riprenderò la via segnata senza rancore. Nemmeno con lei, signore. Che è stato così cattivo con me. Sono stato padre, signora. Non so se lo spettacolo vi è piaciuto, ma io ci ho messo la migliore volontà. Addio a tutti. Piedi, per omnia secula e secolo. Amen. Madame! Che vuoi? Dale, tocca trandolito, tu che cadere Merci, madame! La tarriolo, tu sta cavatene, messi, caccia, Tu non ci sono cose. Merci, madame! vai, toccati lo cuore e battende, messi per Madame! Aricai è per un lato arrivato. Picchiata e puntuta!
Vecchia anzipite piusa! Adesso catena non gli lo puoi giotto! Qua quenghera, guarda qua, è mezza femmina! Qua quenghera, guarda qua è mezza la scarpa mi sa murato! Insomma, qua quenghera è mezza femmina! Ma ti facessi pigliare un po' una serata sana, ma manco capisci che era di Palermo, era un francese. Si è sanurato, becco, Qua quenghera, tutto così su francese caro combatto. una ricca perché mi cambio. Che come ti lascia che non è niente. Mezza femmina! E siciliano, ha così. E che sapevi? Che c'è tutto che sanno a cava, con la bocca scritta e la lingua di fuori. Randuliava tutto, non stava per pagare I siciliani basta che passano stretto, osa dei vendano, si cangiano, così. Ti facessi vedere squaquenghia in mezzo. Ma se ne è, che se mi stava a cala nell'enne lo faceva io. Lasciamo perdere, tagliamo qua che mi fa, tagliamo qua che c'è. Vedi che una rete perché vedi che hai a maniera, va, e ci più ammazzate. Che va a fare? Che va a fare? Che tu come ho fatto sempre. Si fa che tu dici ma figlio Vicenzino, è vero compare? No, che tu come ho fatto sempre. Che dici tu di fare Vicenzino? Ma no, un piaggio, un baracosè. Venendo fuori dal figlio mio. Ma lo saccio che abbiamo una mamma mezza femmina, ma niente ci fa. Ascolta mio, facciamo volontà signore. Facciamo come dicevi, d'altronde tu sei giovanotto vieto, come Ida, caro figlio mio, ne può trovare come Ida. Meglio non una 100, ma quali 100? 1000 ne può trovare, un paracosì gioia mia, ma padre, un chiacchiere, che mi fa vedere dolore ora, un paracosì. Che troveremo anche stavolta un altro rimedio, non ti preoccupare, la soluzione. Bene, papà, così ha ragione. Che gatto mai mezza femmina? No, così ha ragione, però la mamma. Che chissà, non è femmina per mia, no papà, è una cosa per mia. Hai visto che hai ragione tu, hai visto, tutte cose tu decidisci, gioia mia, io feci fare a tia, io non ho voluto mai contare reali, gioia mia. Ha ragione, papà. Gioia mia. Io perché lei appunto ancora figlio mio, Vincenzo, a mamma. Spendessi tanti soldi, per fare che? Fare che? Fare conoscere una ballerina. Buono. Io dico, che gusto c'è? Che gusto c'è? La faccio io, moglie, che gusto c'è e che gusto c'è stato. Che? Ossia, lo sape che gusto c'è nel cuore di Vicenzeno. Ah, voglia se lo sapeva. Però ossia non lo sape che c'è nel cuore mio e di Serafina. Ah sì? Papà, ci ricordo che tu che dessi, che Vicenzeno i servi paesani non ne mangiava. Ci piaceva La forestiera. oliva forestiera. Ero vedi come viene papà? Ebbene sì. Io e Serafina siamo mutetti. Con due mascoli, con due punzatanti, che ora vi faremo conoscere. Amore Serafina. Sì. Babbo! Mi sapevi tu qualcosa tu? Mezza femmina no. Ma quenghia, te lo giuro, non ne sapeva niente, io ignoro, io non ne sapeva niente. Tu ignora, che ne senti niente, e avevano ragione allora le mie figlie picciolari. Ti disse che non ne saccio niente io, non ne sapeva niente io, ignoro, e non risciazzavo di cose, non risciazzavo. Appunto, avevi finito là con le strazzatine, e invece no. Una volta che furono strazzate, basta giù, per me finire la storia.
Oh, e Che ci sono insieme, papà? È un iniscero che si di nuovo di pasto. Adesso che tutte cose, che faceste? Non si muove foglia, tutto l'albero tratto tutto l'altro. Basta, non vale così. Che veramente che cosa risciazzaste tu? Non risciazzava, perché se risciazzava io, risciazzava giusto. Oh, e poi basta. Lascia fare tutta cosa mia. Oh, e ripeto, quando si muove foglia che io non voglio. E se qualcuno non voglio, foglia non si muove. Oh, basta. Papà, Oh, papà, basta. papà, ma non dite a Masuro. Si vogliono bene, papà. E che c'è di male? A cialazza sta benedizione, papà. Mamma, ascoltassi a mia, mamma. Sono picciutte paesane. Allora mia come mi fai cucchi da fuori stera. Giusto. Alla decina sa benedizione. No. Non le riconosco più, non le riconosco più le mie figlie, non le riconosco più. Casoli figli mia preziosa, caghi, che pigliavi della mamma, figlie serie, che tappinare, si pigliate tutto aiuto, tappinare. Non parla così, Figli mia, no, deve essere un parla così. Cara Giulia, non si fa niente, io sono irremovibile. Ecco, bravo. Si fa come dice mia moglie, sono irremovibile. No. Oh. Minchio. A così la mettete. Ecco qua. A consiglio, puglia, voglia. Mamma, senza zitto, papà, voglio io urare senza zitto, papà, senza zitto. E quando hai visto che la pigliassero di vostra madre ci pensa da mezza vostra madre. Senza zitto, voglio mamma. Caruso, con me alla finestra, da domani a guardare la luna. Sopra! Una cosa ve le devi. Siete vero un po' parà. E ora tocca a guante. La compagnia teatrale Luigi Capuano di Campofranco ha presentato O Pupavi, commedia dell'anno in 3 atti di Pino Giambrone.
ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale per averci invitato qua in questa splendida location, come ogni anno, grazie. Non ho parole per ringraziare l'amministrazione perché sappiamo tra l'altro che siamo ben apprezzati da voi di Montedoro e ci volete bene. Mi dispiace questa sera, c'era ogni tanto qualche piccola interferenza, ma non era un problema di amplificazione nostra, ma c'era un problema di interferenza a questa dannata antenna che avete là sopra. Solo questo ci ha dato un po' di fastidio e sono rammaricato per voi perché magari ogni tanto si poteva sentire, ma non era colpa nostra. Va bene, spero che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento e che ve devo dire, arrivederci alla prossima, buonanotte, buone vacanze, buon Ferragosto e buone ferie. Buon Natale!